A me non risulta che Formigoni sia veneto, quindi pensi a casa sua. Touché. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, replica il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, che in un'intervista apparsa questa mattina sul Corriere della Sera trascina, insieme a un'ipotetica caduta della regione da lui guidata, anche Piemonte e Veneto. Parole secche che non lasciano spazio alle repliche e segnano una distanza tra le regioni guidate dai due governatori. Io direi innanzitutto che la Lombardia pensi alla Lombardia. Qui siamo in Veneto, non abbiamo nulla a che fare con i fatti della Lombardia e qui se c'è qualcuno che manda a casa qualcuno sono io e lo farò solo quando non si rispettano gli accordi fatti con i cittadini. I cittadini hanno fatto le promesse e tutti devono essere concentrati a mantenere queste promesse, ma del resto io ho un consiglio regionale fatto di persone responsabili, per cui vedrà che non ci sarà neanche questo problema. Ma all'ipotesi di una macro regione del nord Zaia non rinuncia e dice: questa non è la sconfitta del federalismo. Il patto tra la regione del nord e la macro regione resta la nostra sfida, è la grande sfida. Pensare di sostituirsi ai cittadini con scelte di segreteria di partito no, perché sono i cittadini che decidono chi sono i loro amministratori e non le segreterie di partito. Una sconfitta del federalismo. Ma io direi innanzitutto che il federalismo non c'è mai stato in Italia e Einaudi, che come padre costituente, penso che si giri nella tomba, nel senso che ha scritto una Costituzione assolutamente federalista e c'è stata una gestione in tutti questi anni assolutamente centralista. Abbiamo conosciuto il regionalismo, non il federalismo. Il federalismo vuol dire competenze chiare, non concorrenti e lasciare ai territori quella modernità che ormai tutti i paesi all'avanguardia hanno, che è quella di allocare responsabilità. Del resto il capo dello Stato dice sempre: il federalismo non è una scelta ma è una necessità. Evidentemente non lo stanno ascoltando.